si lavorava anche da Dio, perché ci sono le zanzare che ti mangiano, devo scappare. A Coffee Life? Sì, no, in fioreria mi sopporta Adrio il bar Ritu. Io direi che tra i 43.265.467 motivi più che validi per odiare l'estate c'è anche il traffico. Cioè, guarda che bello, vabbè, a parte adesso ovviamente che viene fuori un sprizzo di sole solo per contraddirmi, ma guidare con le strade vuote e il nuvolo, cioè bellissimo. I miei amici e i miei parenti sanno che inizio a bestemmiare già da marzo, perché da marzo già penso che arriverà l'estate, ok? Cioè arriverà la sofferenza, l'inutilità di una stagione che ti toglie le forze a solo rotture di coglioni, ladri, delinquenti, traffico, zanzare, insetti, il disastro veramente. L'unica cosa positiva per me dell'estate è settembre, dove di solito, tranne quest'anno, vado in ferie, ovviamente non in Veneto, perché comunque anche a settembre in Veneto non c'è un bel clima, ma per resto ragazzi veramente è una stagione da cancellare, madonna. Cioè ok, a parte le tete e gli inguini dei mezzi esposti delle tope, ma in spiaggia, ma cos'altro che sei? Ti trovi anche a Suppornab, voglio dire, comodamente senta al fresco. No, occupate. Ugan! Gli hai fatto il tortone all'Alessia? Capo, devo anche censurarti, che due coglioni. Annusa e concentrati, che odore c'è nell'aria? In via Boffile, a Jesolo? Cos'è sto odore? Ganja. Cosa? Ganja. Oh, mio e gatto niente. Che tipa. Intanto la mamma la stanno chiamando È vero che Poreta è un po' il suo ultimo periodo, però ecco, vabbè, adesso è andato via. Volevo ricordare il CP in mezzo a tre gatti, tranquilla proprio, cioè non me ne frega niente, impassibile. Cioè questo è un giorno all'altro da uccidere i gatti e niente, è cambiata. Lei qualsiasi gatto adesso proprio ci dorme anche assieme, ci mangia assieme nella stessa ciotola. Olio e staglio. Mi, su olio e staglio, ti è caricato là, Ah, guarda che elemento, guarda, col gatto ultra ventenne di Alessia, e Poreto sta andando a 22 anni, cos'è sta roba che spusa, guarda. Vedi? Passata una certa età, vedi, cascano tutti gli istinti di aggressività, perché lei attaccava i cani e sta qua non ti dico. E adesso proprio, guarda, a pace totale con tutti. Ma come ogni tanto anche gli animali hanno gli istinti, diciamo, umani. Allora lei le crocchette lì non le stava cagando minimamente. È arrivato il gatto a mangiargli le sue crocchette e ora adesso crocchette e diventano interessanti, vedi, e finisce tutte. Guarda. Pensa, questo qua è veramente il GP, è il gatto pericoloso, perché primo è un gatto da guardia, secondo sembra tanto buono, coccoloso, sembra che ti chiede le coccole, eccetera. In realtà sto qua, se vede un gatto, lo disintegra, che razza, roba satanica che lei sto qua. Uga, maro. Miliardo di formiche, boia, per le crocchette, così si vede tutto, capisci? Oggi è la giornata di lavoro più intensa della storia, si mi spalancava dal letto, porca miseria, mi cascano le braccia. Sono venuto ieri notte apposta a Magnago, perché poi devo andare in montagna per lavorare, per stare al fresco, perché giù si muore. Ho lasciato a casa dalla nonna il computer e quindi
rifacciamoci altri 100 km per tornare indietro e altri 100 per ritornare qua, porca puttana. E ho anche appuntamenti al telefono a pomeriggio. Più ho anche caricato 300 litri di acqua, guardate che bello che adesso guidare con 300 litri di acqua. Vabbè, ricordiamoci che non ha senso buttarsi giù, nel senso che non è assolutamente una cosa grave, non è una cosa di salute eccetera, e quindi non risolviamo niente buttandosi giù. Vabbè. Basta. Forse è solo proprio la voglia di fare la stessa strada a 200 km per il cazzo. Va bene, basta. Basta. Perché t'ho ripreso questa cosa. Ma pensa quante te ne capitano a te così, no? Quindi è una filosofia che porto avanti da decenni. Quando succede qualcosa di brutto, io ho due trucchetti. Allora, il primo è pensare cosa risolvo nel starci male, cioè cosa cambia tra lo starci male e non starci male. Il secondo, effettivamente forse è il più importante, è pensare in avanti, ossia adesso è successo sta roba, fra un mese o 6 mesi, cioè manco me ne ricordo, cioè cosa ha cambiato nella mia vita? Zero. Prendi, non so, una multa di 30 euro, cosa ha cambiato nella tua vita fra un anno? Niente, hai capito? Quindi più o meno il ragionamento è questo, anzi senza più o meno, mi speranza da letto, il ragionamento è questo. Poi, sempre per raccontare un po' di cazzi miei, una Vespa, allora, con tutte queste news del ragno violino, adesso vedo ragni violino dappertutto anche a me. In effetti si è scatenata sta psicosi, come dicono certi. Comunque vabbè, lascia stare il ragno violino là. Andando su in Cansiglio, l'altro giorno, tra virgolette, è impegnativo il Cansiglio e in più c'erano anche macchine dietro, insomma non volevo far coda eccetera, ho corso un po' di più, ho provato a mettere la terza, in certi punti sai che anche con Scarosso li facevi in prima, con questo ti fai tranquillo in seconda, però la terza forse riuscivi a buttare anche la terza, però dovevi proprio buttarlo tanto su di giri. Sentivo dei rumori strani al motore, forse sembrava più la cinghia dell'alternatore, però vabbè, sono dettagli per descriverti forse il tipo di rumore. Io povero ieri notte 130, cioè Pulmin non è mai andato oltre i 100, cioè una volta forse ci siamo avvicinati ai 110, cioè lo sentivo strano, cioè che prendeva giri proprio, aveva anche un bel rumore, ho detto cazzo, senti che roba ragazzo, mi hanno elaborato il pulmino, cioè vedi che correva, porca miseria. Ho detto vabbè, per andare in Friuli c'è un'autostrada gratuita, che una volta era un'autostrada, adesso è una tangenziale diciamo, era notte, luna di notte, era completamente vuota, ho provato, cioè pian piano, io lì vedo 90 all'ora, li ha presi immediatamente, 100 li ha presi immediatamente, dopo ho provato a accelerare un pochino, 130, porca storia, che cazzo è successo in Cansiglio? Eccola, ritorna su Maniago un'altra volta, porca troia, che nervoso. Eccola, clima, modalità Roma attivata e ciao, arrivederci. Nella strada che da Maniago porta a Frisanco, quella che va per la galleria, ricordati che ci sono 2 ingressi per 2 spiazzette veramente niente male sul torrente. Ovviamente è il torrente che tu hai già visto nelle vecchie puntate, anche basso, quindi insomma balneabile, anzi, guarda qua. Allora, vedi, esatto, non c'è tantissima acqua, però ci sono dei cosi, come si dice, dei punti dove tu puoi andare sotto e l'acqua ti arriva fin sopra le ginocchia. Comunque se vuoi bagnarti, rinfrescarti un pochino, mettere una biretta in fresca, sai che esistono anche queste spiaggette. Era là la galleria che ti dicevo, vedi? Quindi prima della galleria e prima di questo ponticello ci sono proprio, li vedi, i sentierini che vanno giù. Ogni tanto puoi trovare le biciclette appoggiate magari ai pali, tipo a me adesso, esatto, di gente appunto che scende per andare a godersi queste bellissime spiazzette. Oggi vado a farmi il giretto, quello per la strada delle arrampicate che tu hai già visto, quello a destra della galleria andando in direzione Frisanco. Come sono stato troppo produttivo in questi giorni, no? Hai capito? Cioè troppo non va bene, dopo ti abitui massa ben a gente, massa mal te stesso, ok? Allora, pensate come che funziona in mia azienda, dove praticamente io sono il capo, mi sono il paron e anche il dipendente contemporaneamente, no? Quindi prova a immaginare, cioè che arriva il capo da me e mi fa:
Oh Yuri, guarda, sei stato proprio bravo, hai prodotto tanto, veramente, anzi anche troppo. Dopo appunto non puoi consegnare le robe troppo prese ai clienti, allora dicono ma allora è una cazzata. In realtà no, Yuri, sei tu che sei troppo bravo, troppo preciso e troppo parsimonioso nello spreco dei tempi. Pertanto, guarda che bella giornata, va fate un giretto in bici, c'ho il Sulibike, va fate un giro. Ma no, Paron, dai, sto qua a lavorare, dopo stacco stasera, non sta a preoccuparti. No, guarda, te lo meriti proprio, dai, ciapa, va fate un giro in bici. No, dai, Paron, è che mi par quasi di approfittare. No, ma dopo te lavori stasera fin tardi, non sta a preoccuparti. Guarda che posti, che cascatelle per una pausetta. Non ti faccio vedere il posto, cioè non puntinerò nulla di nulla perché l'ho già fatto, ok? Da qui si va a parte a Frisanco, che è un borgo bellissimo, ce n'è uno ancora più bello, ah sì, Pofabbro, che ho fatto la puntina anche là, e ti straconsiglio, non tanto, aspetta che mi copre, mi abbrumotimi, non tanto solo di andare a vederla, ma di visitare anche quel bellissimo borgo sotto Natale, perché è il borgo dei presepi, hai capito? Sì, però seguimi un attimo, anche qua, guarda che belle piscinette. Cioè, vuoi non mettere una scaletta ogni tanto, non solo per andare giù, ma se casca qualche duni, almeno vai giù a soccorrerlo. No, tu mi dici è troppo alto, se casca, ormai sei morto, è vero, ma se te casca GoPro, cioè aspetta che mi tiro in brio, hai capito? Però guarda che se sta gentile non farò una Sam in metà giornata libera. Eh sì. Era bello essersi fatti una traccia, un qualcosa da seguire, da vedere. Però potrei andare a vedere a Frisanco. Tanti anni fa mi dissero che stavano facendo l'area camper nuova a Frisanco. Andiamo a vedere se l'ha fatta. Aspetta che guardo se c'è un rubinetto. No, ok, non c'è rubinetto. Dubito seriamente. Che bello. Pieno di viettine. Museo d'Alimans di Carlin o Carlin. Dovrebbe essere un museo di, tra virgolette, plastici, modellini di case e abitazioni, però veramente in pietra, con i veri materiali. Sì, sono tanto belli questi posticini. Sei nei bike o tantissima gamba per girare. Dico, io e Alessia abbiamo fatto più una volta a piedi dall'area camper di Maniago a Pofabbro, però insomma non è per tutti. Guarda, un famoso esempio di Hydrangea macrofilla, che serie ortensie che ogni tanto te menzionano. Qui ce l'abbiamo giallina, rosa, blu e viola. Sai che il colore che va dal rosa al blu è dato dall'acidità del terreno, ossia in base al fatto che il pH è acido oppure basico. Bello, ma io ho provato anche a lavorare alla sera in modo tale da poter di giorno girare un po', fare un po' di attività fisica, no? Si dice. Però visto che per certi tipi di lavoro, tra parentesi il mio, ok, che sembra abbia tutti i pro, invece no, anche i suoi contro, chiusa parentesi, non è possibile. Tu dirai perché? Perché fammi capire, te faccio capire subito. Il mio lavoro di creatività è un lavoro che fai quando hai voglia e quando sei carico, cioè devi creare, devi dare, devi creare bene, devi fare cose belle, cose che siano il massimo, ok? E non puoi farlo se sei stanco, se sei già pieno di cose in testa, se hai poco tempo, hai capito? Pertanto certe cose vanno fatte la mattina subito dopo colazione, ok? Subito dopo il caffettino. E quindi anche il mio lavoro è così. Poi per carità c'è anche il discorso del tempo che dedichi al lavoro. Io non posso, come magari giustamente pensano tanti, fare mezz'ora di van life, 10 minuti di lavoro, un'ora di un'altra roba. No, non si può. Il mio lavoro ha bisogno di continuità, in quanto oltre alla quantità di ispirazione il mio lavoro ha anche bisogno di una notevole quantità di concentrazione, ok? Come a volte tu dovessi scrivere una grande lunga equazione, no? Se ti interrompono a metà o a tre quarti perdi tutto il lavoro, devi rifare tutto da capo, ok? Se questa equazione ce l'hai in testa e non scritta, hai moscato sulla lavagna. Quello anche
i miei amici sanno che c'è il divieto assoluto di telefonarmi, anche Alessia, cioè non mi chiama mai, aspetta magari le ore tarde, mi manda un messaggio e eventualmente poi ci sentiamo, proprio perché basta una telefonata, cioè oltre al tempo che mi fa perdere, ma basta una telefonata per far cadere tutto e dover rifare tutto da capo, porca troia. E quindi buttare nel cesso tutti i sacrifici, per sacrifici si intende il tempo e la fatica e la concentrazione che si è dedicato quel giorno a quel lavoro. Molto bello, guarda. Non so. Anzi no, te saluto dal borgo del Pofabro, che è quello là in fondo, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Stavolta sul serio è uno dei borghi più belli d'Italia. No, beh, aspetta un attimo, cosa ha fatto il video del Pofabro, la vedete subito, puntina. Signor Cincilla, che bello che sei di colore, scusa. Guarda che, sì, guarda che faccia simpatica, guarda, un po' pirla. Che vita strana, ragazzi, cioè ogni volta esco dal lavoro, dall'ufficio e trovo una città nuova con tutti i negozi nuovi, cioè a Maniago no, ci siamo già stati, però hai capito il senso, tutto da esplorare in qualche modo. Adesso andiamo nel vento e riapriamo le ali, c'è un volo molto speciale, non torna domani. Respiro nel tuo respiro e ti tengo le mani. Qui non ci vede nessuno, siamo troppo vicini, troppo veri. Sorprendimi e con carezze proibite, dolcissime, amami. E se alle volte mi chiudo, ti prego, capiscimi, altro non c'è che la voglia di crescere insieme. Ascoltami, io mi do a te e penso a te.